cerca mediazione, medio quel che mediamente passa alla televisione. Medico le mie ferite, maledico le tue amiche, me lo dicono, sono ridicolo ma già lo so. Medio come il parere di chi esprime un'opinione, con a disposizione solo tempo e connessione. Un medioevo con i mega giga terabyte, medito, punto il dito, scredito ogni merito. Regolarmente sociopatico, un po' disturbato, qualsiasi cosa accada scrivo lo stato, stando a quello che ci dicono, uno stato democratico. Il mio stato resta statico, se critico e non pratico, solito come chi è aperto al dialogo, solitamente più al processo mediatico, ironico, a volte ermetico quando non predico, isterico, sintetico, egocentrico, cronico. Eppure sono identico alla media, nella statistica rientro insieme alla mia crisi mistica e rimedio, con una fede calcistica al tedio di questo medio ego, l'era dell'uomo medio. Ego medio, medio ego. Canto come Yoko Ono, sono quando sono un cercatore d'oro con un normalissimo lavoro. Sfogo su una bacheca, mando a rogo un'altra strega e intanto mi faccio una sega su una figa mega. Chi se lo nega e prega, chi non si piega nega, chi se ne frega e frega tutti, chi fruga nell'umido. Stupido, pur sempre unico, mi metto in fila col mio numero, ti faccio il filo in pubblico. Dall'alto del mio pulpito rigurgito cultura media, leggo Wikipedia da una sedia illumino l'oscurità e l'ansia che non se ne va. Non è forse per questo che ci ritroviamo qua, filtrando immagini, flirtando immagino, imparo dalle pagine, navigo tra pagine languide di popolarità virtuale, orgoglio omosessuale. Cosa c'è di male ad ostentare? Cosa c'è di male in generale? Un essere speciale alla ricerca dell'amore universale, originale, un po' intellettuale, un'eccellenza nella massima espressione del banale. Ego medio, medio ego. Siamo in pieno regime, pieno di regine in questa monarchia mediatica. Curati vivi, siamo i livi della porta accanto. Mi candido in politica o come santo, nessuno è immune dal riscatto del luogo comune. Comunque abbiamo molti amici in comune, ti giuro. Sono l'eterno secondo, ti rubo solo un secondo, faccio una foto un secondo, per questo non rispondo. Seguimi, taggami, likeami, sono normale. Io faccio cose strabilianti tipo cucinare e condivido primi piatti che mangio da solo, e poi mi indigno per la fame